Onda la rassegna stampa. E scommetto che Simone il sistema d'allarme non ce l'ha in casa. Allora, CQ, pronto, ladri, mi sentite? Simone non ha l'antifurto, non ha il sistema d'allarme, insomma, con tutti i Maranza che ci sono in giro. Dove sono le squadre anti-Maranza? Oggi sui giornali non se ne parla già più. Li hanno già acchiappati, cioè non i Maranza ma gli anti-Maranza hanno arrestato. Buongiorno, certo, salutiamo gli amici della Sicurbet che sono tornati a fare pubblicità su Radio Libertà, ma soprattutto voi che cominciate a guardarvi intorno e dite che brutta gente intorno a casa mia. Io un sistema d'allarme lo metterei, soprattutto perché il nostro, dico nostro perché è molto padano, è molto di Radio Libertà, è molto vicino a tutti noi, essendo un cliente storico ancora di Radio Padania Libera, e il prezzo è veramente un prezzone interessante rispetto ad altre cose che ci sono in giro che vengono strombazzate e che lo sapete che si parla, più parli e più si alza il prezzo con la pubblicità, quindi c'è un motivo per tutto. Bene, se siete interessati ne riparliamo alle 9. Alle 9 c'è il prossimo passaggio della Sicurbet dove spieghiamo di che cosa si tratta. Intanto, certo, il buongiorno si sente dal Varin. Buongiorno a Simone che sta già chiamando la Sicurbet. Aspetta un attimo che dormono a quest'ora, ma buongiorno a tutti voi che avete scelto Radio Libertà sul canale 252 del televisore, sulla banda DAB della vostra autoradio in tutta Italia. Se fate un viaggio lungo, ricordate di cercare Radio Libertà in DAB, basta schiacciare proprio sul monitor della vostra radiolina il tastino DAB, siamo in ordine alfabetico, cercate Radio Libertà e il nostro segnale lo tenete fino a Palermo, sappiatelo. Chiaro che se avete scaricato l'app di Radio Libertà sul vostro cellulare non ci sono problemi, ci seguite da lì. PS, l'app di Radio Libertà in queste settimane non la trovate su Google. Qualcuno mi ha scritto, dice, sono disperato, ho cambiato cellulare, non trovo più l'app. Dovevi fare la migrazione di tutti i dati, non l'hai fatta, molto male. No, c'è qualcuno che non ci vuole bene su Google, per cui siamo spariti, non c'è più l'app di Radio Libertà su Google, tranquilli. Stiamo protestando. Probabilmente a qualcuno non stiamo simpatici. Riuscite a capire il motivo? Buongiorno, certo, agli amici che ci seguono da Facebook, sulla pagina di Lega Salvini Premier. Ragazzi, ogni mattina milioni di italiani seguono il faccione di Sammy Varinone e tra poco vi mostro anche i quotidiani. Chiaro, non è una rassegna stampa di quelle convenzionali, lo dico subito, perché poi ci sono le polemiche, le proteste, vorreste che mi mettessi in giacca e cravatta, ma perché c'hai la camicia tutta slacciata che si vedono i peli oggi? Cosa devo fare? Crescono, stanno crescendo anche adesso, sta dentro, escono i peli, ma guarda un po'. Cerchiamo di scherzare, cerchiamo di essere un po' leggeri. Se volete una rassegna stampa seria, paludata, che vi dice sempre le stesse cose perché vi deve fare un lavaggio del cervello, per cui alla fine votate PD, girate su Radio Popolare o su Radio 24 o su Rai 1 oppure puntini. Questa è diversa e ve lo dimostro anche quest'oggi partendo dalle notizie della notte, che purtroppo non sono buone. Una gran paura nei Campi Flegrei, c'è stato un forte terremoto, il più forte finora registrato, terremoto 4.4 ai Campi Flegrei, paura a Napoli, gente in strada, a Bagnoli una donna ferita, scuole chiuse, tensione all'ex base NATO, per fortuna niente di più. E questo è l'importante. L'apertura dell'ANSA è così, mentre il Corriere apre con terremoto Campi Flegrei, scossa fortissima avvertita in tutta Napoli, magnitudo 4,4, salvata una persona. Vediamo l'apertura di Repubblica.
Anche qui Campi Flegrei, forte terremoto avvertito in tutta Napoli, magnitudo 4.4, panico e gente in strada, oggi scuole chiuse. Notizie che non trovate naturalmente sui lanci dei quotidiani oggi in edicola. Ed è proprio lì che ci tuffiamo cercando di capire dove ci portano i titoli di quest'oggi. Penso che il termine più utilizzato sia riarmo, mentre ieri era tregua ed era così bello, ragazzi, eravamo quasi contenti come fosse Natale. Oggi il termine più usato è riarmo e anche c'è una certa incazzatura da parte del pubblico. Mi sono già arrivati messaggi, tutto ieri pomeriggio che mi arrivano messaggi, i fortunati che hanno il mio numero personale commentano chiaramente la realtà e c'è un'incazzatura pazzesca perché nel centrodestra, anche nel centrosinistra, ma nel centrodestra hanno votato praticamente tutti a favore del riarmo tranne la Lega. E qui naturalmente continuate e fate bene a dire, beh, alla fine la Lega ha sempre ragione. Grazie, grazie, grazie. No, grazie un corno, nel senso che se avete fatto i pirla e non l'avete votata la Lega, se avete detto allora io non sono più della Lega perché per le motivazioni più sceme, eccetera, adesso vorreste rientrare in Lega, è chiaro. Io sono arrivato qui alle 6 del mattino e c'era la coda fuori da Bellerio di gente che bussava alla porta dicendo voglio rientrare in Lega. Col cacchio, adesso volete rientrare in Lega perché Matteo Salvini è stato l'unico che ha detto no alla guerra, sì alla pace, pure quella fiscale? Finito il mio fatto. Beh, scusa, un minuto di palco me lo dai almeno, cavolo, sempre a brontolare anche Simone. Vado sul Corriere, sia il riarmo UE, l'Italia è divisa. Repubblica, riarmo, l'Italia divisa in Europa. La Stampa, tregua, Trump minaccia Putin. Sì, minaccia nel senso che se non facciamo sta benedetta tregua, sanzioni a go-go, ma mi pare che sull'argomento sanzioni Putin non ci soffra molto, non lo so, probabilmente sono tutti a dieta questi russi, non si fanno problemi, poi guardi su internet nei supermercati tutto pieno, tutto normale. Boh, è un altro pianeta. Il resto del Carlino, riarmo, il voto spacca maggioranza ai PD. La cosa divertente è che anche il PD si è completamente lacerato, ma soprattutto nel senso che ognuno ha fatto il cacchio che voleva. La Schlein ha detto astensione e chiunque ha fatto qualunque cosa, no? Qualunque roba gli venissero in mente la facevano. Per cui la povera Schlein adesso è meglio che non si faccia vedere per un po'. Il Fatto Quotidiano, l'Europa dichiara guerra alla pace. Il Messaggero, dazi, la risposta di Bruxelles. Anche qui Bruxelles chiaramente sta già rispondendo e da aprile i dazi che dovrebbero mettere in difficoltà l'America. Voi ci credete? La Verità, i Dem vanno alla guerra contro la loro segretaria. Mi sembra chiaro. Sul Giornale, l'Europa si arma, il PD si arrende. Libero, figuraccia europea, mezzo PD si arma contro Schlein. Anche qui. Il Tempo, l'Unione Europea vara il riarmo, il PD si spacca in due, Schlein resta sola e c'è aria di congresso. Sole 24 Ore, l'Europa risponde ai dazi di Trump, nel mirino 26 miliardi di Expo USA. Leggiamo anche qualche riga. Arriva la risposta europea ai dazi del 25% su alluminio e acciaio imposti dagli USA. Bruxelles ha annunciato tariffe su 26 miliardi di importazioni americane che scatteranno in due tempi ad aprile. Saranno colpiti prodotti dall'alto valore simbolico. L'elenco comprende prodotti lattiero-caseari, frutta, cereali, oli vegetali, legno, abbigliamento, diamanti. Anche il Canada risponde a Trump con dazi su 30 miliardi di merci americane. Lagarde, incertezza eccezionale, la BCE guardiana della stabilità dei prezzi.
allora stiamo freschi. Sul Domani, sì dell'Unione Europea al riarmo, psicodramma, ecco questo è un altro termine che è tornato di moda o è stato lanciato, se preferite, alla stragrande in questi mesi, qualunque cosa c'è lo psicodramma, quasi sempre lo psicodramma è del PD. Meloni sceglie Trump e tradisce Kiev. Anche questa cosa è di non aver votato a favore di un dialogo non è bella, non è bella. Chiaro che non ve l'ho ancora ricordato, cari nuovi ascoltatori, ma su questa radio, il bello di questa radio, l'abbiamo voluta chiamare Radio Libertà per quello, perché avete la libertà di commentare ciò che io sto dicendo, anche in questo momento, con un messaggio WhatsApp. Segnatevi il numero 340 6709 659. Anche in questo momento potete inviarmi il vostro responso, la vostra meditazione sulle notizie del giorno, secondo voi che meritano mezza riga. 340 6709 659. Io ogni mezz'ora ne leggo un po', ok? Andiamo ancora avanti, vediamo le altre prime pagine, il titolo principale soltanto, mi fermo lì. Riarm PD, il manifesto, alla fine abbiamo dovuto chiamarlo così, c'è poco da fare. Il PD si spacca sulle armi, Schlein conserva la maggioranza del gruppo europeo solo per un voto, grazie agli indipendenti, rifugiandosi nell'astensione. Anche Bonaccini rompe le righe e dopo 2 anni salta la tregua Dem, cioè anche Bonaccini ha fatto il cavolo che voleva, votando come gli girava. Destra divisa in 3, Fratelli d'Italia si astiene sul sostegno a Kiev per non urtare Trump, mentre sapete bene Forza Italia ossequi a questa Europa che ci volete fare? Purtroppo è così. La Lega è l'unica che ha votato no. E chiaramente ditemi la vostra al 340 6709 659. Ancora qualche giornaletto, come li chiamo io, nel senso che non sono i giornaloni famosi, andiamo su quelli meno conosciuti dopo Rearm PD del manifesto. L'Unità titola "L'Europa vota per il riarmo", il PD si spacca, Schlein "noi restiamo pacifisti". Intanto chiaramente l'Unità già sbandiera le bandiere rosse, andiamo in piazza per il disarmo. Altro titoletto interessante, rimpatri l'Unione Europea oltre la vergogna. E siccome sapete che io sono leghista dal 1987 e anche un po' razzista, ma in senso buono naturalmente, non riesco a resistere e vado a leggervi l'articolo in prima pagina. Dai, solo 2 righe. Rimpatri l'Unione Europea oltre la vergogna di Gianfranco Schiavone, un nuovo minimo per l'Europa. Così Eve Gheddi, direttrice dell'ufficio delle istituzioni europee di Amnesty International, si è espressa commentando a caldo la proposta di revisione della direttiva rimpatri presentata l'11 marzo 2025 dalla Commissione europea. Un giudizio tagliente, un nuovo minimo per l'Europa, tagliente, per nulla, un giudizio tagliente ma per nulla eccessivo e che mi sento di condividere, scrive Schiavone oggi, siamo sull'Unità. La lettura della proposta del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione regolare e abroga la direttiva 2018/115 stordisce infatti, sono tutti storditi all'Unità e non è una novità, per l'estremismo di molte delle proposte che vi sono contenute. E purtroppo mi devo fermare qua perché la prima pagina dell'Unità è finita. Oh quanto ci dispiace, compratevi l'Unità, solo 1,50 € ragazzi.
mica la Tesla di Fratoianni, 1,50 euro. Io me la comprerei solo per leggere questa cosa da storditi che si riconoscono tali, quelli dell'Unità trasmettono in prima pagina. Vado avanti, il Riformista, l'arresa, belli questi giochettini da bambini, che però è bello perché anche quelli delle elementari li comprano poi sti giornali. Oh Luigi, l'hai comprato il Riformista? Sì, adesso lo compro anch'io. La resa dei conti, ci mettiamo un po' a capire. Io faccio finta di aver capito, ma in realtà il PD si spacca al Parlamento UE, in 10 si ribellano alla linea di Schlein, mamma mia, crocifissi in sala mensa, riformisti dem in pressing per il congresso. Gori, ora un confronto. Eccolo qua, il Riformista, ma che mi fa più sesso in senso politico. Subito si basta dire sesso, Simone, sesso, e lui alza la testa. Fantastico, ma è automatico, c'è un automatismo, sesso, vabbè, per sapere, sai, i registi ne vedono di tutti i colori. Il problema è che guardare ma non toccare, capisci? Questa è la cosa terribile del regista. Io ti capisco, perché comunque tu vorresti condurre questa rassegna stampa, essere qua, leggere i titoli, e invece devi ascoltare. È terribile, lo so, è una sofferenza pazzesca, ma ti rifai in un altro momento della giornata. E quindi, signori, ti meriti la prima pagina del Gazzettino. Perché mi fa sesso, che mi guarda ancora il Gazzettino, perché? Perché recita: Salvini, regionali, la Lega sarà il primo partito. Grazie, mi sto applaudendo, grazie. Grazie, ho sentito gli applausi da lontano. Il Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, Venezia Mestre, prima pagina. Veneto, il leader con Zaia o senza, Luca se lo mettono fuori gioco può fare molto altro, signori. Dichiarazioni importanti oggi sul Gazzettino. In mattinata a Verona la prende l'Arca, dall'insediamento di Donald Trump è cambiato tutto ed è importante non dividersi in tifoserie. Nel pomeriggio a Venezia va sul sicuro, che ha fatto anche il filmato, no? Venezia con quei nuovi aggeggi che si alzano, il Mose, no? E con Essenza quando era tutta allagata, l'avete visto su Instagram? Spero di sì. Quindi nel pomeriggio va sul sicuro, squadra che vince non si cambia, ma a metà della sua giornata veneta, qui a Montebello Vicentino, il segretario della Lega, Matteo Salvini, lo dice una volta e lo ripete una seconda, se per caso i Fratelli d'Italia e la Forza Italia, eventualmente in ascolto, si fossero distratti. Sono sicuro che la Lega sarà il primo partito alle regionali, con o più probabilmente, lascia intendere, senza Luca Zaia come candidato presidente. A 3 settimane e 3 giorni dall'appuntamento di Firenze, e lo sapete c'è il congresso, tiene banco la mozione Il futuro e identità del Veneto Alberto Stefani. Non l'ho ancora letta, premette Salvini, ma la leggerò con assoluta attenzione. Chiaro che ho visto sui social, sono in moltissimi ad abbracciare questa mozione. Il futuro è identità, si chiama. Sempre in prima pagina sul Gazzettino, Carroccio verso il congresso, i 6 punti identitari della mozione veneta. Chiaro che se siete leghisti celoduristi oggi ve lo dovete comprare, il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est. Rompete le balle al vostro edicolante, speriamo che parli almeno italiano, finché non vi tira fuori il Gazzettino. I 6 punti identitari della mozione veneta, in prima pagina con Alda Vanzan. Un'ora a quattr'occhi a parlare di Olimpiadi. Il 25 sono intenzionati ad andare a Cortina ai pretest di omologazione della pista da bob, di Porto, di TAV, di Pedemontana, della Brescia-Padova, che al termine della concessione potrebbe finire in cava anziché in ANAS, ovviamente di terzo mandato, aspettando di capire cosa deciderà la consulta sulla legge della Campania. E il congresso della Lega, punto di domanda. Compratevi il Gazzettino.
che scrive anche sia al piano Ursula Italia divisa. Ok, vi ho messo un po' di curiosità, bada ben, meno male, son contento. Il secolo d'Italia, Elli senza difesa, eurofiguraccia PD, su Riarm mezzo partito le vota contro. Mentre ricordiamo nel centrodestra qualcuno si è astenuto perché non abbiamo cambiato il nome. Vabbè, non facciamo polemica con i nostri fratelli d'Italia, ma ci mancherebbe. Leggo passa il piano per il riarmo UE. L'identità, la von der Leyen con l'elmetto, la guerra di Ursula spacca l'Europa. Avvenire divisi al riarmo. Il secolo XIX, la triste notizia da Genova, travolta da un albero. Il Mattino, periferie, patto, governo, sindaci. E poi Dazi, ora Bruxelles sfida la Casa Bianca, scatta la contromossa. Direi che ci possiamo tuffare sui giornaloni. Cosa ne pensate? 340 6709 659 per commentare qualche titolazione e naturalmente per fare le vostre richieste musicali, perché noi siamo come le vecchie radio anni 70-80, la musica che ci piace sono i quotidiani del giorno, quindi richiedete il vostro quotidiano preferito oppure impedite a Sammy Varin di leggere il quotidiano che più odiate scrivendo al 340 6709 659. E visto che ancora non me lo state impedendo, io vado sul quotidiano La Stampa. Vai, godiamo, anche perché oggi su questi giornaloni, su quasi tutti i giornaloni, c'è la Tesla, lo so, è innegabile che la figuraccia c'è stata. Chiaro che mai più mi sarei aspettato che finisse davvero in prima pagina su tutti i giornali, ma andiamo lenti, che fretta c'è, mi sembra di essere Putin, e tutta questa fretta, calma, tregua, Trump minaccia Putin, il presidente USA sanzioni devastanti se non accetta la freddezza del Cremlino, oggi missione di Witkoff a Mosca, disco verde UE al piano di riarmo, Fratelli d'Italia vota a favore ma il governo è diviso, il PD va in ordine sparso, le idee, perché ci sono sempre tante idee sul quotidiano La Stampa. Alessandro De Angelis scrive: Sesline si isola rispetto all'Europa. Luca Bottura: così è arrivato il tempo di una cortina maiuscolo europea. L'intervista a Tronchetti e i dazi dobbiamo trattare. Se l'ha capito Marco Tronchetti Provera, siamo tutti allarmati, ma dobbiamo trattare e magari ci potrebbe essere anche un trattamento personale, paese per paese. Si inizia a sibilare questa cosa, anche se qualche tecnico dice no, non si può, se ne inizia a parlare. Pissi, bao. Io scendo più in basso, a parte la bella fotografia di Federica Brignone che si racconta oggi sulla Stampa le vittorie frutto della fatica, io tigre delle nevi, bellissima in questa foto, ma non c'è la neve però. Errore dopo errore, cominciamo dal buongiorno di Mattia Feltri, ma ripeto, su tutti i quotidiani c'è un riquadro che riguarda la Tesla. Quale Tesla? Leggete qua. Si scopre da un divertentissimo articolo di Ginevra Eleganza sul Foglio che il capo di sinistra italiana Nicola Fratoianni e la compagna di vita e di partito Elisabetta Piccolotti posseggono una Tesla, l'auto prodotta da Elon Musk e molto elogiata e sponsorizzata da Donald Trump. Fino a qualche mese fa non sarebbe stata nemmeno una notizia, anzi avrebbe definito l'inarrivabile glamour di una coppia di indubbio pregio estetico, giovane, combattiva, progressista, adeguatamente in cammino lungo le strade del tempo, al volante del futuro a emissioni zero. E infatti Piccolotti è affranta. Eravamo così felici
felici con l'auto elettrica, in transizione energetica, in comunione col pianeta. La Tesla l'avevamo comprato quando era l'eccezione super virtuosa, prima che Musk diventasse nazista. Eh sì, e Musk poi è diventato nazista, ragazzi. L'analisi politica qui sarà un pochino frettolosa, ma politica è la questione, senz'altro. Lei, da un comizio all'altro con la sua ecologica Tesla, ci ha fatto tutta la campagna elettorale delle europee, ma la prossima? La prossima potrebbe farla a bordo di un'auto comprata da un nazi pazzoide? No, le toccherà vendere la Tesla. Nessuna ironia, la faccenda è politica, come dice Piccolotti, e anzi più di quanto lei pensi. Perché infatti la Tesla è una gran bella macchina, la coppia lo ammette, non inquina, va che è una meraviglia. Ed è qui che si pone l'eterno dilemma della politica italiana e soprattutto della sinistra. È ammissibile fare del bene al mondo intanto che si fa del bene al nemico? E cioè, è meglio fare le cose giuste con le persone sbagliate o le cose sbagliate con le persone giuste? Errore dopo errore, la risposta è sempre quella. Fatemi sapere cosa ne pensate, ma questa è soltanto la prima, signori. Assolutamente siamo sul quotidiano La Stampa, che è stata ben gentile in confronto ad altri giornali, riguardo la Tesla di Fratoianni. Non è di Fratoianni, è della moglie. Visto che sono sulla Stampa, continuiamo a ridere perché la Stampa riserva la pagina 12 a questa storia intitolata Colpi di Tesla. Polemiche sul leader di AWS Fratoianni, e questa me la devi segnare, Simone, segna giù il minutaggio perché questa è da riprendere assolutamente sul sito radiolibertà.net perché fa ridere, no, perché è una figuraccia? No, perché? Ditemelo voi, 340 6709 659, polemiche sul leader di AWS Fratoianni, la moglie parlamentare Piccolotti, perché proprietari di un'auto di Musk, loro si difendono, l'abbiamo comprata prima che Elon diventasse un nazista, la svolta trumpiana fa crollare le vendite, in Italia vetture vandalizzate in strada e vediamo proprio qua nelle foto, quella comparsa proprio ieri su X, Trump con Musk davanti alla Casa Bianca e la Tesla che si è comprato, gli ha fatto pure lo sconto, ma anche le Tesla vandalizzate in Piazza Re di Roma, ma anche a Milano. Fuck Elon. E forse anche per questo, secondo me, che Fratoianni la vuole vendere, perché dice qui qualcuno, adesso che sa che ce l'abbiamo, c'è la pittura, è vero? Tra i pentiti della Tesla, scrive sulla Stampa Luca Monticelli, ci sono anche due personaggi di spicco della sinistra italiana, Nicola Fratoianni e Elisabetta Piccolotti, compagni nell'alleanza che in Parlamento comprende i Verdi, e marito e moglie nella vita. Ragazzi, se siete fan o semplicemente volete ridere un po', oggi il quotidiano La Stampa è tutto da ridere. Nicola Fratoianni ha dichiarato: io e mia moglie l'avevamo presa in leasing, la venderemo. Elisabetta Piccolotti, la moglie, le critiche ci delegittimano perché facciamo battaglie scomode, capito? Questa è una battaglia scomodissima. Il modello che costa meno di Tesla da 36.900 a 49.200 euro, è il modello 3. Poi c'è il modello Y da 41.900 a 56.600, il modello S da 101.500 a 119.400 euro, il modello X va da 114.500 a 137.000 euro, da non lasciare in strada.
Che atmosfera, ragazzi, che atmosfera! E qui facciamo il primo strappo alla regola. Di solito a quest'ora mandiamo un pianista, però ragazzi, quando ho sentito questo pezzo di Luigi Zimmitti, clarinettista e sassofonista, vincitore di concorsi nazionali e internazionali, componente di orchestre sinfoniche, ma disponibile per eventi privati importanti, bella musica, e questo pezzo, questa cover di Easy on Me, che trovate facilmente sugli store digitali, ma dovete guardare il video. Già, lui arriva dalla Sicilia, ma questo video è girato a Monasterolo del Castello. Siamo in provincia di Bergamo, sul lago di Endine, tutto ghiacciato, dove si può divertirsi a correre, a soprattutto a pattinare. Chiaro, controllate che sia ghiacciato bene. Bravo Luigi Zimmitti, cercatelo su YouTube e cercate questo video, questa cover di Adele, Easy on Me, Easy on Me. Ottima roba, e sono contento che le pause siano portate avanti in maniera non indipendente, ma ancora di più, perché questa è musica che sulle altre radio davvero non gira. 8:04, buongiorno, Sammy Varin, rassegna stampa show, così l'abbiamo chiamata, ma aspetto sempre un epiteto migliore. So che c'è qualcuno specializzato in scrivermi cazzate, scrivete pure al 340 6709 659 come vorreste chiamare questa, che non è una rassegna stampa, ma intanto leggiamo un po' di messaggi. Anche la Meloni diceva: dopo l'Ucraina toccherà a noi. Adesso che i colpevoli di questa guerra USA passano la mano, la FIFA va 90. Siamo in mano a dei deficienti, ci scrive il sapiente Claudio. Riarmo, USA e Ucraina fanno i conti senza l'oste. Sì, c'è un articolo da YouTube, e lo diciamo da ieri, che l'oste ancora non ha risposto. L'oste russo ha detto che non c'è fretta, non correre, meno male. Ciao, ieri mattina ho detto a mia moglie: se la Lega vota a favore del riarmo non la voto più. È la solita battuta deficiente, no? Grande Lega Salvini Premier. Quindi avremo ancora il voto di questa persona, uno in più. No, io scherzo, ma lo so che il pensiero comune che se la Lega fa così, allora. Adesso infatti stanno ritornando un fracco di voti. Se guardate i sondaggi, la Lega si sta alzando, e ancora adesso senti il rumore? E stanno ancora bussando, ragazzi. Simone, cosa facciamo? Ieri c'era la Schlein seduta sulle scale. Oggi c'è una fila pazzesca fuori dalla sede di Via Bellerio a Milano di persone che vogliono fare la tessera, o che hanno i pezzettini tutti stracciati, i coriandolini di tessera, e chiedono se si possono rimettere insieme. E io non lo so se si possono rimettere insieme, ragazzi. Cioè, avete fatto i fighi dicendo: no, io non la voto più la Lega, perché per le motivazioni più strane, perché mia nonna è malata, perché cioè robe. E adesso tutti qua, lasciali lì, non sono ancora aperti gli uffici, tutti che vogliono fare la nuova tessera della Lega. E vabbè, il mondo va così, ragazzi, il mondo va così. Chiaro che forse magari se ce l'avete duro per sempre. Lo spadone, cosa pensate? Lo spadone. Quando ce l'avete in mano lo spadone, quella è una missione. E non è che poi lo molli giù perché c'è questo, quell'altro. Lo spadone è un'idea, così come la Lega è un'idea. E non passa certamente da quella o da quell'altra persona, si porta avanti comunque. Però vabbè, non sono io che vi faccio le prediche. Bentornati a quelli che vogliono tornare, a quelli che vorrebbero tornare certamente, e si chiedono: chissà se mi faranno rientrare in Lega. Tutto questo perché abbiamo votato no alla guerra. Adesso vi leggo gli articoli. Le armi e la guerra portano solo morte. Stop a tutti i guerrafondai. Ciao Sammy. Buongiorno Sammy, oggi intervista di Tosi ai suoi nuovi amici di Repubblica e appello a boicottare Armani. Caro Fabio, assolutamente non l'ho vista, non l'ho proprio vista. Quando Esselunga mette in vendita aglio dalla Cina, vuol dire che questo paese non ha più speranza per un futuro migliore. Emilio, non scherzare, io proprio oggi. No, sei serio? Io vado sto pomeriggio a fare la spesa in Esselunga. No,
Davvero? No, mi prendi in giro, dai. E se lungaglio dalla Cina, no, non ci credo. C'è un audio, sollazzami, c'è un audio. Moglie di Fratoianni è quella che in Parlamento si è lamentata un giorno perché per leggere per aperto una commissione si è dovuta svegliare alle 6. È quella lì? Sì, Guarda, io mi è auguro vero. che la Tesla, non dico che prenda fuoco, però che faccia una bottarella che Ma gli che? bruci un po' le chiappe, Ma perché questa deve no. essere proprio una SA. Ma Quello che c'è in no. mezzo fra SA mettetecelo voi. Si Salve, scherza, oggi tutti i giornali scherzano sulla Tesla della famiglia Fratoianni, noi siamo contenti, ma anche molti di voi se la sono comprati, conosco qualche amico che viene in Tesla, ma non qui in Bellerio, che va in giro, no? Qui in Bellerio, vi dico la verità, c'è manco uno che c'ha la Tesla, ti giuro. Cioè, nel parcheggio, non so se la lasciano fuori, nel parcheggio non c'è neanche uno in Tesla. Vabbè, un WhatsApp, sì, li leggo subito, 340-6709-659. Lo dico per voi ascoltatori che siete lì tra il gnacca e il petacca. Scrivo o non scrivo? Ma se poi scrivo lui mi legge? Sì, se tu mi scrivi io ti leggo, se non subito, poi più avanti, ogni mezz'ora io leggo una tranche di messaggi e sono ancora in diretta alle 11, vado avanti a leggere, sono un lettore, sono uno che sa fare politica e se vedi interventi negli anni capisci che vedevo bene, ok? Oh, ci vede bene questo ascoltatore, però critica chiunque, anche i Campi Flegrei, tranquilli, la zona molto monitorata, così ci dicono quando c'è il terremoto, è vero, però ragazzi, cioè il bradisismo, io ero alle elementari e studiavo fin dai tempi queste cose, perché studiavo, alle elementari si studia, non si studiavano altre cose successe nell'est dove buttavano gente in quei buchi, cosa sono? Com'è che si chiama? Foie gras, ecco, non si studiava il foie gras, le foibe, ma si studiava il bradisismo, ok? Fratoianni e moglie, due onorevoli dello stesso mini partito con 50.000 euro in famiglia possono permetterselo, votateli, e infatti li hanno votati. Cioè, la Salis, ma io penso che ci sia la gara a intervistare la Salis in queste ore. C'è un'intervista alla Salis sui giornali? No, assolutamente. Poi c'è il padre, quello si incazza. Quello si incazza e querela, non ho detto niente. Sumaoro, sì, c'è anche Sumaoro, leader del partito islamico e la criminale portata in Europa e votata dai coglioni italiani. Ma chi è questo? Cosa ha fatto di colazione? Mamma mia, Helen, la Tesla, ennesima dimostrazione che l'ideologia sinistroide è proprio una cagata pazzesca. De profundis al buonsenso. Sì, sulla Tesla davvero dovete darvi da fare, ragazzi. Voglio qualche editoriale fatto bene. Alle 9:30 abbiamo quello del nostro direttore Sallusti e potrebbe darsi che, se non l'ha già fatto ieri sera. Buongiorno. È vero che a Monfalcone c'è il pericolo che si possa insediare, sì, un sindaco musulmano? Vero, è proprio suma, oro, suma, oro, è quello con gli stivali che gli ha prestato il partito, perché se ciò avvenisse questo precedente sarebbe un disastro non solo per i monfalconesi ma per tutta l'Italia. Consiglierei ai monfalconesi di andare in massa a votare. È chiaro che ci vanno tutti, sì, tutti quelli da quella parte, perché ciò non avvenga, in particolare per le donne, ne va della loro libertà. Brava Clara, e su questo ci torniamo perché oggi ne parlano comunque i quotidiani. Buongiorno Sammy, ma chi vuole prendere in giro il Salvini Sumaoro? Come la Meloni si è ritirata fuori dal governo Draghi per vincere le mezze elezioni, il 50% non ha votato neppure alle europee, ora Salvini fa lo stesso gioco in Europa. Ma ti sei ascoltato ieri Cambica in Arca? Concentrati sulle vere notizie, non fare lo strillone dei soliti idioti. Scusa, ma ti voglio bene. Marco, cioè prima mi danno ammazzate, poi mi dà la carota. Se ci metti sopra qualche salsina, magari io la carota te la mangio anche, ma così cruda, no, dai. Guarda, io sono democratico, io sono Radio Libertà, io sono la radio e vi faccio parlare.
Potete dire quello che volete, io vi faccio parlare. Provate a fare sta cosa sulle altre radio se avete coraggio. Vi vengono a cercare i gendarmi tedeschi. Sammy, cosa c'è? Siamo arrivati a questo punto che uno non può avere un'auto Tesla, e questo ce l'ha, perché produzione di Elon Musk. Allora, se ti dovesse capitare di avere bisogno dei servizi igienici per strada e domandi al proprietario di un qualche bar e ti viene richiesta l'appartenenza politica, se non sei dello stesso colore rischi di fartela addosso, non ho parole. Bravo, bravo, bravo. No, l'appartenenza politica no, ma il certificato antifascista, se devi fare la cacca, secondo me inizieranno a chiederlo, perché la cacca del fascismo. Mamma mia, Sammy, che argomenti, scandalizzi persino il regista. Oh, Lorenzo da Como, la tua è una rassegna stramba. Bello? Rassegna stramba, bravo Lorenzo, promosso. Scommettiamo che la Tesla dei Fratoianni tra qualche giorno va a fuoco per batteria difettosa e i Fratoianni diranno peste e corna di Musk e cambiano auto coi soldi dell'assicurazione, caro Marco. Sì, coi soldi degli italiani, altro che mi fermo perché mi state drogando con i vostri messaggi, ma continuate che mi piace. 340 6709 659, inviate le vostre meditazioni del giorno che io poi ve le leggo. Ma dove vai, Sammy Varin? Allora, vi ho detto che la stampa oggi è divertentissima, un paginone con colpi di Tesla, è dedicata a Fratoianni, I love you Fratoianni, ma anche la bagarre in aula per il seggio conteso, la spunta Forza Italia e il Movimento 5 Stelle se ne va. Oh, Scutella è incazzatissima, Scutella dichiarata decaduta, Conte 240 voti recuperati, è una truffa. Oh, se siete dei 5 Stelle non potete perdervi questa bellissima battaglia sul quotidiano La Stampa, che parla anche di indipendenza. Groenlandia, vento indipendentista. Apri la finestra che magari ne entra un po', il vento indipendentista, Sergio Bassi, il vento del nord, anche i nomadi, vi ricordate la sigla della trasmissione che Matteo Salvini faceva qui alle 9:30, il vento del nord dei nomadi. Vincono il partito populista pro-Trump e il centrodestra nazionalista, ma il distacco dalla Danimarca sarà graduale, niente adesione agli Stati Uniti. Groenlandia, vento indipendentista. Pagina 14 del quotidiano La Stampa, che oggi sbandiero alla grande. C'ho in mano il quotidiano La Stampa, anche perché c'è anche questo di interessante, scusami, ma veramente, io oggi sono comunista. Nicotina da succhiare sul quotidiano La Stampa. Sì, segnalo, perché comunque è importante. Io ho dei figli, se voi avete figli o nipoti, ragazzi, bisogna fare attenzione. A pagina 22 si parla dello snus. Il suo equivalente legale si diffondono tra i giovani, in bustine o in polvere, con o senza tabacco. 2 ragazze finiscono in ospedale, gli esperti lanciano l'allarme, vanno ritirati, sono pericolosi. Non si può vendere, ma si sa, si compra tutto quanto ormai su internet. Tabacco umido in polvere per uso orale. Il tabacco grezzo viene mischiato con acqua, carbonato di sodio e aromi e viene essiccato con getti di vapore. Si può trovare in scatole di latta sfuso in polvere da prendere con le dita oppure già porzionato in piccole bustine. Si consuma tenendolo in bocca tra il labbro e la gengiva superiore per un periodo di tempo che può variare da qualche minuto a diverse ore. È illegale in tutta l'Unione Europea, eccetto la Svezia, ma è facile procurarselo via web. Perché è pericoloso? Per le alte concentrazioni di nicotina e perché può risultare cancerogeno. Oggi il quotidiano La Stampa lo pubblicizza, tra virgolette, of course, alla grande, ma sono cose che dobbiamo sapere, soprattutto noi genitori, e solo noi naturalmente compriamo i giornali, loro se ne fottono, ma poi tutto finisce in rete, sappiamo benissimo. Pagina 23,
altra bella idea della stampa è cosa? Te l'ho detto, oggi sono un comunista e chiamatevi il comunista Semmi. Spegnere TikTok, l'analisi di Gianluca Nicoletti, il social network cinese amato dai giovani nel mirino dei paesi europei per i potenziali effetti psicologici. Da oggi l'Albania, dove vorresti andare tu Simone? L'Albania ha vietato TikTok per un anno, accusandolo di essere responsabile dell'aumento di violenza e bullismo, e la Francia studia una stretta. E noi? Punto di domanda. 340 6709 659. Ditemi cosa ne pensate. Sono argomenti che vanno al di là della politica, destra o sinistra. E la mia rassegna stampa cerca anche di portarvi qui a pensare con la vostra testa e senza un lavaggio del cervello con questo giornalone o con quell'altro. Il Fatto Quotidiano, certamente, il centropagina parla di Europarlamento, il sì al riarmo, i no ai negoziati sull'Ucraina, l'Europa dichiara guerra alla pace. Un mondo a parte, scrive il Fatto Quotidiano. Mentre gli inviati di Trump volano a Mosca per la tregua, l'Unione Europea la sabota. No a VDL da Lega e 5S, sì da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Quindi non vogliamo riarmarci, noi e i 5 Stelle, vogliono riarmarsi Fratelli d'Italia e Forza Italia. Naturalmente, ti dite cosa ne pensate. Il Giornale, l'Europa si arma, il PD si arrende, sinistra in crisi. Ok dell'Europarlamento al piano di difesa, Dem spaccati, Elli a pezzi. Reazione a Trump, dazi UE su 26 miliardi di prodotti, dal whisky alle Harley Davidson. Il Parlamento europeo dà il via libera al Rearm Europe, il piano per la difesa dell'Europa presentato dalla Commissione europea. La risoluzione passa con una larghissima maggioranza, 419 voti a favore, 204 contrari, 46 astensioni, e in votazione politicamente pesante Ellis Line non solo rompe con il PSE, ma finisce anche in minoranza nel proprio gruppo. Solo in 10, tra cui gli esterni al partito, seguono la sua indicazione e si astengono. Oggi sul Giornale, naturalmente, la sorpresa in Groenlandia, vincono gli indipendentisti, l'isola che fa gola al presidente USA, ma in centropagina i guai in famiglia. Ora vendo l'auto, Fratoianni, l'anti-Musk che gira con la Tesla, e a Pompei, Boccia, arrestato il fratello di Maria Rosaria Boccia perché rubava l'energia elettrica. E si parla di Fratoianni anche qua, ve lo leggo, poi scegliete qual è l'editoriale che più vi piace. Il Giù la maschera di Luigi Mascheroni, Nostalgia Lada, l'ultima canzone di qualche cantautore russo. E così, proprio mentre Trump negli Stati Uniti festeggiava la presentazione del nuovo modello della Tesla assieme a Elon Musk, da noi il Foglio, con un colpo giornalistico da maestro, scopriva che la coppia politica che più si dichiara proletaria, anti-trampiana, anti-Musk, gli onorevoli di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni e Elisabetta Piccolotti, possiede una Tesla. Smascherati nella contraddizione più tipica della sinistra italiana, la doppia morale, la coppia ha reagito con granitico affiatamento, difendendosi a vicenda. Lui ha scaricato lei. La Tesla? Ma non è mia, è di mia moglie, chiedete a lei. E lei ha scaricato lui. La voleva mio marito, siamo rimasti fregati. Dietro a un uomo di insuccesso c'è sempre una moglie peggiore di lui. Oh, lo scrive Mascheroni, Comunque, curiosa la spiegazione. L'abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista. E adesso, ma guarda i casi della vita, sono filonazisti a loro insaputa. Hanno detto che ora la venderanno. Peraltro, la fiammante Tesla di Fratoianni e Piccolotti, 30.000 euro in 2 di stipendio parlamentare, più benefit, più critiche al capitalismo sfrenato, la paghiamo noi contribuenti, 47.000 euro, il prezzo della democrazia,
che poi è il motivo per cui operai e disoccupati preferiscono votare chi rivendica il diritto al vero lusso che chi predica la finta sobrietà. Non ci sono più né le Lada né i compagni di una volta. Vabbè, ma poi la domanda alla fine è una sola: ma voi comprereste una Tesla usata dai Fratoiannez? 340 6709 659. Potete rispondermi al volo con un sì o con un no, ma aggiungete il vostro pensiero più completo. Sono sul quotidiano Il Giornale. Cerco di non annoiarvi con i soliti argomenti. Certo, e sul Riarmo e sui dazi c'è qualcuno che continua a fare i conti ed è il nostro Giorgetti. Pagina 4 del Giornale: Giorgetti fa i conti con il Riarmo, ma a scapito di sanità. Mai, attenzione, mai a scapito di sanità e servizi, ok? L'ha detto Giorgetti. Il ministro alla Camera traccia la linea del governo tra piano di difesa e debito alto, e sulle restrizioni USA avverte: possono danneggiare noi e il commercio globale. Prudenza sugli investimenti destinati alle forze armate. Non spariamo cifre a priori, Crosetto ci sta lavorando. Sul 2% del PIL siamo tenuti seriamente a rispettarlo. Il focus di Camilla Conti, sempre sul Giornale, parla di whisky, jeans, Harley Davidson, la vendetta dell'Europa sui simboli americani. L'Unione Europea risponde con le sue contromisure ai balzelli annunciati dalla Casa Bianca. Ecco i prodotti finiti nel mirino, dalle Harley Davidson alla soia, dal whisky ai tacchini passando per i jeans. Sono i prodotti finiti nel mirino dell'Unione Europea, che ha deciso di rispondere con contromisure per un valore di 26 miliardi ai dazi del 25% sull'acciaio e l'alluminio made in Europe annunciati dalla Casa Bianca. Il paginone è quest'oggi sul quotidiano Il Giornale a pagina 4. Vado avanti e tra le notizie che ci sono, ma che non sono in primissima pagina, ma che comunque fanno pensare, c'è quella di Ramelli. Non c'è mai pace per Ramelli. Il caso, messo in pagina da Giannino Della Fratina oggi sul quotidiano Il Giornale, il libro messo a testa in giù, la scuola che non vuole la targa, ancora troppo odio a 50 anni dall'aggressione e nell'anniversario la dedica di un francobollo. Insomma, non sono serviti a niente. 50 anni buttati da chi non capiva allora e non capisce adesso, quando sarebbe così semplice dire che l'aggressione di Sergio Ramelli a colpi di chiave inglese per mano dei militanti di Avanguardia Operaia e la sua morte dopo 47 terribili giorni di agonia è stato un orrore. Punto e basta, senza distinguo o oscene allusioni al suo essere stato un fascista e magari un picchiatore, perché Ramelli non era né l'uno né l'altro, ed è proprio da quei distinguo ripetuti dai cattivi maestrini che anche oggi nascono parole e gesti come quello di chi alla stazione centrale di Milano ha capovolto il bel libro di Giuseppe Culicchia, Uccidere un fascista, uscito in questi giorni proprio per raccontare la tragica vicenda di Ramelli. E parleremo di questo la prossima settimana, perché c'è un altro libro in circolazione proprio su questo argomento. Sempre sul quotidiano Il Giornale vi segnalo anche questo, ragazzi: sta cambiando qualcosa grazie a questo governo e si parla sempre di più di fisco amico. Lo scrive Felice Manti oggi a pagina 11 del Giornale. Giorgetti e Leo lavorano alla riduzione dell'IRPEF. A fine marzo la verità sulle cartelle non riscosse. Fisco amico, contenzioso giù del 20% in soli 2 mesi. Quindi è a essere un po' meno cattivi con chi ha avuto problemi a pagare le tasse, arrivano i risultati. E vabbè, me lo state richiedendo oggi, il tempo è potentissimo naturalmente. Allora, prima di tutto il delitto di Garlasco. Papà, sullo scontrino abbiamo cannato l'intercettazione shock che fa tremare l'alibi di Sempio. Non solo DNA ma contraddizioni e buchi, ecco le carte che riaprono il caso. Il nuovo indagato in auto, in ballo 30 anni di galera e ora Stasi spera.
l'apertura a pagina 2 del quotidiano Il Tempo. Naturalmente il capitombolo della segretaria, l'Unione Europea vara il riarmo, il PD si spacca in due, Schlein resta sola e c'è aria di congresso. Intervista a Luca Ricolfi: con una leader come Ellie non possono dire sì alle armi. Le altre idee: Conte Max, boicottare Musk, l'arma spuntata. Roberto Arditti, perdere con stile, ora non basta più. Ma il tempo di Osho, Fratoianni, l'anti-Musk in Tesla, presa prima che fosse nazista, e la moglie che dice al marito: tocca ricordarsi de fa cambiare l'olio di ricino alla Tesla. E ci ridiamo. Il caso Rami, la perizia scagiona i carabinieri. Salvini chieda scusa a chi li ha accusati. E poi tutti i guai di Abubakar. Su Maoro, auto senza assicurazione, l'avete vista Striscia? E ora presta il partito agli islamici. Direi che piatto ricco, amici ficco. Restate lì perché c'è la pausa con la canzone indipendente, un bel pezzo di Marco Palermo intitolato C'è un tempo. E poi entriamo proprio lì, c'è un tempo, entriamo sul quotidiano Il Tempo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La giornata odierna vedrà una piccola tregua meteorologica tra due perturbazioni intense. Dopo le forti piogge delle ultime ore, infatti, assisteremo a un generale miglioramento in mattinata, salvo locali fenomeni sul versante tirrenico, schiariti al nord, al sud e sul versante adriatico. Dal pomeriggio però una nuova perturbazione atlantica avanzerà verso il nostro paese, portando le prime piogge anche forti sulla Sardegna e poi verso la penisola, specie su Liguria, Emilia e Toscana in tarda serata. Temperature in lieve aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gardi i vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i maroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua, poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più, e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 40 408 030 68 40 408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Per me chiamarlo olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Alla prossima!
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti, sono Marco Palermo, volevo ringraziarvi per aver ascoltato la mia canzone C'è un tempo. C'è un tempo è una riflessione profonda sul senso della vita che passa, che attraversa vari momenti positivi, negativi, ma che comunque ha una costante che vale per tutti. Il tempo passato ormai è passato, per cui bisogna cercare di vivere al meglio il tempo presente, perché è l'unico tempo importante fondamentalmente. Usare sì il passato, ma per valorizzare il proprio presente. Spero che tutti lo facciate, spero di riuscire a farlo anch'io. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Grande Marco Palermo da Bernareggio in Brianza. Mi son beccato lo schiaffone, perché il tempo passa e noi che viviamo anche di ricordi. Dobbiamo pensare al presente, caro Sammy Varin. Una canzone per pochi, riflessiva, che spinge a vivere bene l'unica cosa importante, il presente.
presente, sono Sammy Varin, lui è Simone, questa è Radio Libertà e voi che fate? Come sta andando questa rassegna stramba, così l'hanno soprannominata i nostri ascoltatori, ma se avete un altro epiteto anche meno gentile, 340 6709 659, perché stampa è, ma è una rassegna un po' stramba, vero? WhatsApp 340 6709 659, il primo che arriva lo leggo, eccolo qua, guarda, non faccio in tempo a dirlo. Sammy, idee per il nome della tua rassegna? Sammy Varin Show, lo strillone indipendente. Te la dice Sammy. Paolo da Valenza non è male. Sammy Varin Show è un po' banale, però riflette molto bene la situazione. Devo dirti che avrei anche qualche jingle pronto, perché ci sono amici DJ, ci sono studi di registrazione che sono più pazzi di me e quindi poi mi danno corda, hai capito? Ma no, non ve li faccio sentire. Lo strillone non è male anche questo, veramente. Lo strillone indipendente. Torneremo sull'argomento. Sono 6 anni che pago a rate la mia auto a metano 3 cilindri 1000 dall'alto della mia pensione di invalidità, altro che Tesla e affini. Ora devo passare all'elettrico, caro Gian? Assolutamente no, verrò io a difendere la tua auto a metano 3 cilindri 1000 cc. Piano piano ridurranno la sanità, le pensioni, l'istruzione pubblica, servizi in genere, così ridurranno il risparmio privato, ma avranno milioni di milioni per fare la guerra, come con il Covid, terrorizzando le pecorelle che resteranno con le buone o con le cattive a cuccia. Ancora WhatsApp, se mi impediranno di usare il bagno senza giuramento antifascista, farò come i Maranza, userò i giardinetti. Ma una signora, insomma, queste cose. Ma per votare il partito islamico bisogna fare la croce sul simbolo? Ma loro la croce la odiano, confermano la mia considerazione di coloro che pregano col culo all'altezza dell'uccello padulo. Walter, queste cose non si dicono, non si dicono. La rassegna stramba è mia, guarda i miei messaggi, sì, lo vedo, dovrebbero essere censurati, e noi che invece ci chiamiamo Radio Libertà, che errore che abbiamo fatto, Presentazione della Lega, Franca d'Aquileia, grazie del volantino. Venerdì 14 marzo, ma è domani, ore 17:30, gazebo elettorale in Piazza della Repubblica. Siamo ad Aquileia, ok? C'è la presentazione della lista Lega per Fasan sindaco. Arriva Giuseppe Valditara, figata, Massimiliano Fedriga, Marco Dreosto e Anna Maria Cisint. Ma questo è oro colato, ragazzi. Zona Aquileia, venerdì 14 marzo, ore 17:30, gazebo elettorale, Piazza della Repubblica. Figata, ragazzi. Fasan, sindaco a go. Bella storia, brava. E a proposito di Friuli Venezia Giulia, a proposito di Aquileia e dintorni, vi riporto sul cartaceo, perché ci ho detto, ci sono delle cose abbastanza divertenti quest'oggi, non sto, te l'ho detto, sul riarmo, l'Italia divisa, sì, poi ci passo, però ragazzi la mia è una rassegna stramba, avete capito bene, cerco di non farvi addormentare, cerco di non inculcarvi nessun pensiero unico, chiaro che siamo incazzati perché siamo stati gli unici a dire no alla guerra, dire sì alla pace, ma sul tempo c'è la figuraccia, è un paginone gigantesco. Fratoianni, l'anti-Musk che gira in Tesla, scoppia il caso e lui scarica sulla moglie. Il leader di AWS rinvia le domande a Piccolotti. Chiedete a lei, è sua. La deputata dice comprata quando Elon non era un nazista, ora è un peso. Io ti giuro come vorrei intervistare qualcuno di AWS, qualcuno che si chiama Salis di cognome, come mi piacerebbe. Ma non era qui che volevo portarvi, un po' più in basso nel paginone, siamo sul quotidiano Il Tempo, c'è anche Suma, oro, Suma, oro beccato da Striscia. I 1000 guai di Abubakar, guidava senza assicurazione. Cioè, Suma Oro, io ti guarda,
inizio anche a cigolare, capisci? Sumaoro, a furia di difenderti, io cigolo, sei indifendibile a questo punto e, oltre a essere senza assicurazione, cosa molto più grave per me, presta il partito agli islamici. Striscia la notizia, lo scopre con la polizza non in regola e a Monfalcone, Conate con la K, che mi fa vomitare solo a leggerlo, correrà col simbolo di Italia Plurale. Cosa sta succedendo? Creare un partito islamista, se volete anche islamico, certo in Italia, portarlo in Parlamento, trasformare i peggiori incubi letterari di Hollenbeck in un'angosciante realtà. Abubakar Sumaoro è così concentrato sulle elezioni comunali che si terranno a Monfalcone, autentico laboratorio per chi auspica l'abolizione del Natale e la sua sostituzione con il Ramadan, facciamo un Ramadan come festa nazionale, dall'essersi persino dimenticato di rinnovare l'assicurazione della propria automobile. Una svista molto grave che avrebbe potuto rovinare la propria esistenza, quella di pedoni e automobilisti coinvolti i sinistri con il deputato entrato a Montecitorio con gli stivali sporchi di fango. Speriamo che sappia almeno guidare. A dare la notizia è stato il TG satirico di Canale 5 Striscia la Notizia, che ha immortalato con le proprie telecamere Sumaoro mentre circolava per le strade di Roma a bordo di un'auto con l'assicurazione scaduta, e lo sapete ormai, tramite internet si viene subito a sapere, dopo aver ricevuto una segnalazione sul fondatore di Italia Plurale, che è solito recarsi ogni giorno a Palazzo Montecitorio con la propria quattro ruote. Non è una Tesla ed è già una notizia. Ieri sera Moreno Morello ha letteralmente braccato l'ex sindacalista per segnalare a quest'ultimo che stava viaggiando con una copertura assicurativa scaduta lo scorso 14 febbraio, neanche da tanto, ovvero 2 settimane fa. Morello lo ha intercettato fuori dal parcheggio della Camera dei Deputati. Dopo essersi avvicinato al finestrino, l'inviato del TG lo ha invitato a rinnovare la copertura assicurativa. Invece di rispondere, Sumaoro è filato via, svoltando a destra senza neppure mettere la freccia. Dan, da, da, da. Striscia ha ottenuto comunque un risultato. Dopo l'intervento del TG, infatti, l'onorevole ha immediatamente regolarizzato la sua posizione. In realtà Sumaoro avrebbe dovuto ringraziare il programma di Mediaset, visto che gli ha evitato una multa salata. Sai quanto gliene fotte a lui. Infatti, chi viene sorpreso senza la copertura assicurativa, e parlo di noi poveri esseri mortali, è soggetto a una sanzione amministrativa che può variare da un minimo di 866 euro, se non rinnovate l'assicurazione dell'auto, fino a un massimo di 3.464. D'altronde l'ex Primula Rossa di AVS, lo sapete, adesso è indipendente anche lui, sta vivendo giorni intensi, decisivi per i suoi vani sogni di gloria. A poche ore dall'ufficializzazione delle liste per la corsa al municipio, scopriamo che il partito musulmano guidato dal capo della moschea irregolare Buconate, siamo a Monfalcone, correrà con il simbolo di Italia Plurale, il movimento politico fondato appunto da Sumaoro. Quest'ultimo è noto non solo per le vicende giudiziarie della sua famiglia, ma anche per aver proposto il Ramadan come festa nazionale, ha sottolineato l'eurodeputato della Lega, già prima cittadino di Monfalcone, l'Anna Maria Cisint. Adesso si spiegano le numerose visite a Monfalcone dell'ex paladino della sinistra ideologica, sostenuto da Fratoianni e Bonelli. Conate e Sumaoro, infatti, Conate con la K, non sono altro che creature delle politiche delle porte spalancate, volute per anni dai governi di centrosinistra, incapaci di convincere il popolo italiano. Questi governi hanno fatto di tutto per accaparrarsi nuovi elettori con leggi che hanno permesso l'ingresso di migliaia di extracomunitari, come quella sui ricongiungimenti familiari, che la Lega è riuscita a cambiare restringendola. Non serve essere il mago Telma per comprendere il piano di Sumaoro, ottenere un risultato significativo a Monfalcone per poi lanciare un soggetto politico completamente islamico anche alle prossime elezioni politiche.
Uno scenario da incubo, teorizzato anni fa nel meraviglioso romanzo ambientato in Francia Sottomissione. In Italia è ancora in piedi un tentativo di concedere cittadinanze con troppa facilità, ma il caso di Monfalcone dovrebbe essere ancora una volta un monito per il paese e per la sinistra, ha concluso la Cisint. Alla parte radicalizzata delle comunità musulmane, numerose e molto attiva, interessa insinuarsi nelle governance dei territori per far entrare l'Islam dalla porta principale. Articolo prezioso, quello di quest'oggi, sul quotidiano Il Tempo, a pagina 11. E voi cosa ne pensate? Scrivetemi al 340 67 09 659, altrimenti vi leggo Repubblica. Riarmo, l'Italia divisa in Europa. Il Parlamento di Strasburgo vota il piano di von der Leyen. La maggioranza di governo si spacca 2 volte su sicurezza e Kiev. PD tra sì e astensione. Slash resto critica. Putin nel Kursk tra i soldati, Trump tregua o sanzioni. Putin prende tempo di fronte alla richiesta di Trump di una tregua in Ucraina, indossa la mimetica e per la prima volta fa visita alle truppe del Kursk. Il presidente USA intanto annuncia sanzioni alla Russia se dice no. Continuano i contatti tra Mosca e Washington. Il Cremlino pensa alle condizioni di un cessate il fuoco. Via Zelensky e stop armi a Kiev. Siamo sul quotidiano Repubblica. Pericolosamente entro all'interno. Dove vi porterà Sammy Varin? Dove vi porta? Vi porto alla manifestazione. A pagina 12 e 13, signori, scendo in piazza. Pennac, Littizzetto, i ragazzi dell'Europa sul palco del 15 marzo. Vai, vai, vai. Ci saranno anche Massini, l'attivista afghana Saia. L'appello dei sindaci: serve un'Unione Europea solida per preparare il futuro. Pure lo scrittore francese Pennac, la comica Luciana Littizzetto, il drammaturgo Stefano Massini e poi ancora l'attore e regista Claudio Amendola, Pif, l'attivista afghana Saia, tutti sul palco per l'Europa sabato 15 marzo alle 15, grande palco di Piazza del Popolo a Roma. Tu dici che si menano perché qui ognuno la pensa in modo diverso, ma Calenda: scendo in piazza perché. Fratoianni: scendo in piazza perché. Ma c'è anche Guccini, mobilitati per non ritrovarci a soffiare nel vento. L'ho già sentita questa canzone. Armani, insieme contro le spinte che disgregano. Ragazzi, oggi, che romanticismo se comprate Repubblica. Ma io vado a pagina 23, vediamo a denti stretti come mettono la notizia di Rami. Rami non fu speronato, la perizia scagiona i carabinieri. Per il consulente del PM un contatto con lo scooter ci fu, ma non volontario, e accusa l'amico alla guida dicendo era sprezzante del pericolo. Metti un appuntino, un orarietto qua, perché glielo mettiamo sul sito di Radio Libertà, l'articolo di Repubblica, pagina 23, coraggiosamente riassumono. Ilaria Carra scrive: non emerge mai alcuna intenzione di speronare lo scooterone o di farlo cadere, e di occasioni, volendo, negli 8 chilometri di inseguimento notturno con picchi a oltre 120 all'ora, i carabinieri ne avrebbero avute diverse, ma mai attuate. Analizzati tutti i video e le dashcam di bordo di quella notte, la consulenza della procura sulla dinamica che ha portato alla morte del 19enne egiziano Rami El Ghami lo scorso 24 novembre esclude che il vicebrigadiere al volante della Giulietta, indagato per omicidio stradale assieme all'amico di Rami alla guida, volesse atterrare il T-Max con a bordo i 2 ragazzi, sfuggiti al posto di blocco in zona Corso Como 20 minuti prima dello schianto mortale. Paginone quest'oggi sul quotidiano Repubblica. Chiaramente qualcuno pretende le scuse da parte di chi invece ha dato subito la colpa a questi poliziotti. Nel Repubblica Economia, l'Unione Europea risponde agli USA, dazi su barche e moto, contromisure per un valore di 26 miliardi alle barriere del 25% imposte da Washington sull'import di tasse
e alluminio. Si intervista Zanoni della Cavit, export del vino già in calo, con le tariffe perdiamo competitività. Gli Stati Uniti sono il nostro primo mercato, seguiti dall'Inghilterra. Dovremmo pensare ad altri sbocchi, ma l'Asia non decolla. Avanti ancora, e naturalmente le nostre contromisure, per farmaci, navi, auto, un conto da 5 miliardi. Giorgetti dice un danno. Farmaceutica, cantieristica, comparto auto sono i settori dell'industria tricolore che rischiano di pagare il prezzo maggiore in termini di perdita di fatturato al braccio di ferro sul commercio estero con Donald Trump e i suoi States. Una partita che per il complesso del tessuto produttivo italiano, nella peggiore delle ipotesi, significa dover cancellare 5 miliardi di fatturato nel corso del 2025. Ma quel che più preoccupa nelle tolde di comando delle aziende sono le possibili ferite ancor più profonde sulla marginalità, ovvero la capacità di generare profitto dalle vendite. L'automotive resta tra gli ambiti più deboli, con macchine per imballaggi, vino e macchinari agricoli a seguire. Vi dico anche che si sussurra comunque, c'è un certo sussurro, e qui svolazzo per un attimo su internet, che ci possa essere anche la possibilità di contrattare. Contrattare, che cosa significa? Vuol dire, ne parliamo tra di noi? Vediamo di sistemarci tra di noi? Punto di domanda? Ed è un qualcosa che si inizia a vociferare, che si possa contrattare privatamente sulla questione dazi, Stato per Stato. Al momento non ritrovo il richiamo su Repubblica, è già sparito, prima c'era, però vi dico che no, dai, l'intervista Tosi, no, la scelta di Salvini è coerente con la sua fascinazione per Putin, no. Comunque sappiate, Tosi oggi è su Repubblica. Ma nella mia rassegna stampa stramba, e lo sapete, vi porto da tutt'altra parte, certo, cerco di tenervi allegri. E a proposito, c'è il quotidiano Libero. Mezzo PD si arma contro Schlein. I Dem bidonano Elli e si spaccano a metà sul voto per la difesa UE e parte la resa dei conti interna. Fassino chiede subito un confronto, e se lo chiede Fassino, tutto profumato. Trump, sanzioni devastanti se Putin dice no alla tregua. Ma qui naturalmente in centro pagina lo psicodramma, ormai questo termine è entrato su tutti i giornali, è tutto uno psicodramma, ma quasi sempre di sinistra lo psicodramma con la moglie, comprata da lei, ora la vendiamo. Fratoianni rinnega la sua Tesla nazista. Naturalmente anche Rami, la procura scagiona i carabinieri, perizia, i militari hanno agito bene, responsabile chi guidava lo scooter. L'editoriale di Mario Secchi si intitola Guerra, pace, dazi, un piano per l'Italia. Vi porto all'interno, perché anche sul Libero naturalmente si ride. I Fratoiannez rinnegano la Tesla nazista, la coppia di AWS sbanda su Musk, il capo della sinistra scarica sulla moglie, l'ha comprata lei, ora la vendiamo, Piccolotti è un peso politico. E Trump si prende l'ultimo modello da Elon. Foto davanti alla Casa Bianca con le vetture dell'amico. Il presidente USA ha acquistato il Cybertruck e un bolide rosso. Ho anche avuto lo sconto. Siamo sul quotidiano Libero, che però prosegue con argomenti decisamente più interessanti e più veritieri. Il soccorso rosso, ne abbiamo parlato proprio ieri, appena sbarcano i migranti, chi vedono per primo? L'avvocato. Sono lì che aspettano.
i nostri avvocati, perché vengono pagati con i nostri soldi. Soccorso Rosso scrive a pagina 13 il quotidiano Libero: i legali pro-migranti assaltano il governo. Da Legalaid a ASGI, ecco la rete di avvocati che cavalca il caso Diciotti per bloccare l'esecutivo a suon di ricorsi. Ne parliamo tra pochissimo. Qui Parlamento. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta,
E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono: 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate. Abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono, che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Vic and the Doctor of Jive, questa è la musica che ci piace. Vic con la K and the Doctors of Jive, Give con la J. Buonasera signorina, la musica che ci dà una bella sveglia, una bella doccia fresca quest'oggi con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, da Radio Libertà. Questo gruppo gira nei locali e vi fa divertire per tutta la notte con questi ritmi. Questo sabato alle 22 suoneranno a Tavazzano, Lodi, sud di Milano. Grazie veramente a questa orchestra swing dall'inconfondibile ritmo shuffle, di rimescolamento, degli inediti, delle rivisitazioni, tutta roba buona che non gira sulle radio importanti. Campi Flegrei, scossa fortissima nella notte, avvertita a Napoli, magnitudo 4.4, salvata una donna, per fortuna non è successo niente di grave, ma chiaramente tanta paura e soprattutto ci si chiede cosa stia succedendo. Le scosse sono sempre più forti, il rischio eruzione e l'anidride carbonica, con il geologo Mario Tozzi che dice ecco perché i Campi Flegrei sono più pericolosi del Vesuvio. Invece di convincere la gente ad andar via, abbiamo invogliato a viverci, abbiamo continuato a costruire. Bisogna fare esercitazioni, il 500.000 di cittadini a rischio sa che cosa deve fare? Te lo ripeto, io ero alle elementari e non è qualche anno fa, è parecchio tempo fa, e si studiava che quelle zone hanno purtroppo il fenomeno del bradisismo, è il suolo che si alza, ma hanno continuato tranquillamente come nulla fosse, come con le case abusive. C'è questo che vogliamo fare? Niente, ho detto qualcosa? Non ho detto niente. No, devo fare una precisazione. La Franca d'Aquileia, che ringrazio, ci ha spedito la segnalazione della presentazione della lista Lega per Fasan Sindaco, e qui siamo proprio a Monfalcone, ragazzi miei. Domani, venerdì 14 marzo, ore 17:30, Piazza della Repubblica, un gazebo elettorale con personaggi importantissimi. Anna Maria Cisint, eurodeputato e capolista di questa lista. Marco Dreosto, senatore della Repubblica, che cavolo vuoi mettere, è personaggione assolutamente. Massimiliano Fedriga, ancora piuone, perché è il capo della regione Friuli e Venezia Giulia, presidente. Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione. Ragazzi, facciamo il tifo non per la lista islamica, ma per quella della Lega. Domani, venerdì 14 marzo, ore 17:30, a Monfalcone, Gorizia, perché si vota prossimamente. Un po' di WhatsApp al 3406709 Sammy, ma perché il governo non manda via tutti sti Mau Mau dal nostro paese? Che nostalgia, quando li chiamavamo Mau Mau. Non si può più dire queste cose, che cavolo. Io vi perdono perché non sapete quel che fate voi che scrivete messaggi a Sammy Varin, però insomma siate più gentili, ok? Dai, che cavolo. WhatsApp 3406709 659, assolutamente da memorizzare questo numero se siete nuovi ascoltatori. Che lo Stato italico, questo è secessionista, sia fallito da anni è cosa risaputa. Andiamo tutti in Groenlandia, caro Luca, ovunque tranne tra gli italocefali a cui piace farsi del male, mantenendo unito ciò che è diviso per natura e qualcosa degno di una perversione condita da sadomasochista. Infatti parliamo sempre di sesso, sesso, e si faccio alzare in piedi il regista Fratoianni, che lui scrive Pratogliani, 30.000 euro al mese, rosa da crema. Lo so, ma l'hanno pure votato, capisci? C'erano spariti lui e Bonelli dai radar, adesso sono sempre in televisioni. Pecoroni, prima Green Deal a tutti i costi, adesso Musk bandito e i fessi se la prendono con le auto elettriche Tesla, ma ce l'hanno la testa? Bravo Silvio da Torino. Buongiorno Sammy, chissà mai che tornano pure i vecchi ideali della Lega Nord? Raul, non se ne sono mai andati.
Ti ho detto un segreto, non dirlo a nessuno però. WhatsApp 3406709659. Grazie a tutti coloro che mi stanno scrivendo. No, non continuate con questa intervista Tosi, non ve la leggo, ma neanche. No, c'era qualcuno, aspetta, che salgo in alto. Puoi leggere di più sull'intervista di Salvini al Gazzettino. Bravo Mauro, ti ringrazio, ma effettivamente qui in rassegna stampa elettronica mi compare soltanto la prima pagina, Giurin Giureta che la vuoi cercare. Vorrei chiederti se a proposito di gruppi e cantanti sconosciuti conosci la Strange Kind of Woman. È un gruppo cover dei Deep Purple, tutte donne, tutte dalle tue parti. Urca, mandami qualche video che la sento volentieri. Sammy, ma loro ci possono chiamare mafiosi, invece noi non possiamo chiamarli sbucciabanane, caro Enzo. Faminga Spiritus. C'è anche un audio sul cursore, sentiamo cosa dice. Ciao Sammy, Pietro. Uela. Ma non solo Totò, anche Peppino ha doppio stipendio. Perché Eleonora Evi è sua moglie di Bonelli. Ciao. Tutto vero, certamente. Sumaoro sindaco, con tutto quanto ha combinato, la giustizia rende l'Italia veramente un paese del terzo mondo, probabilmente anche peggio, con quanto i nostri avi hanno contribuito per migliorare questa Italia, ci scrive Evi. E ancora, i partecipanti alla manifestazione saranno arruolati e saranno in prima linea per il bene della Russia, quella del PD. Sono veramente affrante, invece di andare verso il disarmo globale andiamo in senso contrario. Se poi il piano di riarmo, come ha detto Carlo Cambi ieri, serve a rimettere in piedi l'economia della Germania a spese di tutti, la cosa mi fa ancora più incazzare. La Russia ha 7.000 atomiche, ma di cosa stiamo parlando? Dovremmo farcela amica invece di andarle contro. Non mi sono piaciute le dichiarazioni di Trump che minaccia Putin di mettere sanzioni terribili se non accettasse la tregua, pericolo di allargamento del confronto. Oh, bravo Walter, ti ringrazio. Rassegna Stampa, un programma di rassegna stampa di Ottolina TV, canale YouTube. C'ha il copyright, non posso mica usarla, assolutamente. Grazie Walter, quindi non è una rassegna stampa la nostra, non lo è. Pina, a proposito dei voti per il riarmo, mi era sembrato di aver capito che bastava che ci fosse qualcuno che non fosse d'accordo, tipo noi per esempio, e la richiesta non passasse. Ho capito male? Sì, perché era un voto così, tanto per, hai capito? Mamma mia, ci sono questi voti tanto per, e i voti tanto per fanno soltanto discutere. Sì, siamo qua che discutiamo. Capisci il motivo per cui Giulio Cainarca è passato a miglior vita, in senso buono, ed è in onda alle 10 con l'Auto da Fè, la sua trasmissione del mattino, e ha mollato la rassegna stampa a Sammy Varin perché è tutto inutile. Vi dico una cosa che non sapete, venerdì 28 marzo ore 17 Giulio Cainarca sarà relatore nella presentazione del nuovo libro dello scrittore Ezio Gavazzeni, che abbiamo ospitato su queste frequenze. Il Papa deve morire, il terrorismo armeno dietro l'attentato a Caro Wojtyla. Se volete conoscere il nostro condirettore Giulio Cainarca, storico esponente della nostra radio, venerdì 28 marzo ore 17 presso lo Spazio Coop in via da Procida non c'è il numero, a Milano, ok? Capito tutto? Avremo modo di ripeterlo certamente, ma so che molti di voi vogliono incrociare Giulio Cainarca e non sempre è facile beccarlo, anche a Pontida è sempre nel retropalco a fare interviste, eccetera. Ok. Max Ferrari, a proposito del voto di ieri, storia triste. Fratelli d'Italia che, temendo che agli italiani non piaccia tagliare sanità e pensioni per comprare armi, si dice favorevole al riarmo, ma chiede a padrona Ursula di cambiare il nome al provvedimento per non far capire che si tratta di armi. Persino a Bruxelles però l'ipocrisia ha un limite e la risposta è no. Si vota Rearm Europe e Fratelli d'Italia vota comunque a favore. Lega ha votato no.
E ancora a Bruxelles, oltre al riarmo, è stato approvato anche un testo, questo non è passato tanto, è vero, che critica il dialogo tra Stati Uniti e Russia per trovare una soluzione di pace in Ucraina. Un testo di critica. Naturalmente, Forza Italia e PD hanno votato a favore. Fratelli d'Italia si è astenuta e naturalmente la Lega ha votato contro. Ok? Contro. No, tanto per. Tanto per. Sì, tra un po' apriamo le linee, ma oggi, perdonatemi, ci siamo veramente divertiti con Suma, Oro, Frato, Ianni. C'è anche il fratello della Boccia che rubava la corrente, ragazzi miei. Il 44enne avrebbe manomesso il contatore del suo negozio a Pompei dal 2016 a oggi, evasi 36.000 euro di luce. Ci viene da dirgli barbone, proprio, barbone. Non si può dire. Vai, certo. Coinvolti nel 2022 in una sparatoria a Milano le 2 star della trappa italiane condannate per la rissa con armi. La Cassazione ha confermato 2 anni e 9 mesi per Baby Gang. Oltre 6 milioni di ascoltatori su Spotify, probabilmente anche i nostri figli, potrà chiedere l'affidamento in prova. Simba Larù, 4 anni e 6 mesi, rischia davvero il carcere. Di giorno maestra, di notte su OnlyFans, genitori in rivolta. Il caso di un insegnante d'asilo parrocchiale a Treviso, non si parla d'altro. Maria Malatesta, siamo sempre sul quotidiano Libero, che oggi è particolarmente divertente, ma ve l'ho detto, le notizie sono queste, in questa tristezza assoluta, e vi porto, non ci siamo ancora passati sul Corriere, sia il riarmo UE. L'Italia è divisa, all'interno sia il piano von der Leyen, l'Italia va in ordine sparso, PD diviso, ok di Fratelli d'Italia e Forza Italia, no della Lega, Lavrov che insulta Führer Ursula, Meloni, l'effetto Trump, si astiene sull'Ucraina e frena sui volenterosi, scrive Paolo Adicaro oggi sul Corriere. No al vertice se si parlerà di truppe a Kiev. Giro la pagina, meno vincoli al debito e più armi made in Europe per investire 800 miliardi. Le proposte nel libro bianco, gli stati invitati a lavorare insieme. Siamo a pagina 3 del quotidiano Il Corriere. Girando ancora, i 2 partiti dentro il PD. 11 astensioni contro 10 sì al riarmo, la segretaria prevale per un solo voto, ma difende la scelta, è la nostra posizione. Tra i favorevoli anche Bonaccini, Picerno attacca e c'è chi evoca il congresso. Marco Tarquinio, io d'accordo con Elli, il piano frantuma all'Unione Europea. Giorgio Gori, se aspiri a governare non puoi finire isolato. Ma è un tutto svolazzante oggi sul quotidiano Il Corriere, perché poi c'è Bruxelles al contrattacco sui dazi USA, whisky, barche e Harley Davidson, le guerre commerciali frenano gli investimenti e i consumi. Meloni vada a incontrare Trump, è un virgolettato, dice l'industriale Agnelli, ma soprattutto, eccolo qua, era sul Corriere, la Casa Bianca prova a dividere l'Unione, guarda qua, con negoziati separati. E anche qui mettiamoci un appuntino, Simone, appuntiamo, perché ne avevamo già sibilato negli scorsi giorni. Federico Fubini ne parla oggi a pagina 7 del Corriere. Il governo bene la linea comune della Commissione, forse perché secondo Donald Trump ormai si è aperta una battaglia finanziaria con l'Unione Europea, gli Stati Uniti sono al lavoro per dividere il fronte avversario. Ad alcuni governi, Italia inclusa, la Casa Bianca ha lasciato intendere che sarebbero possibili negoziati separati e dunque probabilmente trattamenti individuali di favore. Lo vorreste voi? Domanda, questo matrimonio non sa da fare? 340 6709 659, ma soprattutto chi vuole parlare con Sammy Varin, parlatemi che vi ascolto, chiamate ora 029294 7222. Pronto?
Ciao Sammy, amico mio, sono Vito. Vito, buongiorno. Il tuo notiziario mi piace. Potrà essere satirico, potrà essere dissacrante È di vero. parte, ma è assolutamente divertente. Grazie. Che dire? È alla maniera di Arlecchino, ti le canti e gliele suoni. Sì. Famolo strano, È vero. naturalmente famolo strano il notiziario, ma a me va bene così. Ciao, ti abbraccio. Grazie, sempre gentile. Sesso, basta dire sesso. Eccolo qua, subito il regista alza lo sguardo e mi guarda. Ma che? Si sta innamorando di me? Simone, tu ce l'hai già la fidanzata, La tua motoretta fuori, scusami, è gelosa, va che sta già suonando. 340-6709-659, si scherza. Ogni tanto cerchiamo anche di ridere in questa valle di lacrime. Ditemi la vostra, chiamatemi in onda adesso allo 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Apporto anch'io un mio piccolo contributo al titolo della rassegna stampa. Carta straccia, la rassegna della cartiera a cura di Sammy Varin. Allora, poi la canzone che hai messo ieri mattina di Nanà alle 8:30, mi ricorderesti il titolo per piacere? Porco, adesso la vado a riprendere, già a memoria non me la ricordo. Vabbè, non importa, tanto ti ascolto, poi per quello non c'è problema. Certo. Allora, quando non si hanno più idee e ci si rende conto di non essere più considerati dalla gente, allora si cerca di distruggere la Tesla. Questo vuol dire che proprio a sinistra sono dei disconnessi dal mondo reale. Con tutte le problematiche che ci sono in questo periodo, i due personaggi in cerca d'autore, i predestinati di Sinistra e Libertà, Fratoianni e Gentilsignora, hanno finito per prendersi a pesci in faccia vicendevolmente. Se mai qualche leghista dovesse incrociarli in qualche programma televisivo di talk show, potrebbe chiedergli cosa pensano loro della guerra e cosa pensano loro di tutta la gente che sta perdendo il lavoro a causa della crisi economica che permane in questo continente da moltissimo tempo. Io credo che loro faranno di tutto per non rispondere. Ciao Sammy, grazie. Grazie a te. La canzone di Nanà si intitolava Invisibile, mandata in onda ieri alle 11, uno degli artisti indipendenti inseriti in programmazione. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy. Gino, cerco di essere breve, non volevo disturbare questa mattina, però ieri guardando la trasmissione Fuori dal coro di Giordano mi sono sobbalzato da sulla poltrona, ma come ci sono delle nostre ambasciate con dei funzionari, almeno questo ha fatto capire la trasmissione, che vengono corrotti da persone che per far avere i visti ai pakistani, Bangladesh, in queste ambasciate. Ora io mi chiedo, ma c'è qualcuno qua in Italia che fa un'interrogazione al ministro degli esteri per chiedergli qualche delucidazione su questo? Ma guarda che è una cosa gravissima, non grave, gravissima. Ecco, non volevo disturbare questa mattina, però non ho potuto fare a meno. Grazie. È un piacere, grazie. Stefano ci segnala che su X c'è Calenda che sta dando di matto perché Bagnai lo ha asfaltato al TG2 e mi godo lo spettacolo. Chiedo aiuto a qualche radioascoltatore di Radio Libertà, possibilmente uno psicologo o un dottore, ma io chiedo come gli animali tengono le razze, c'è il corvo, c'è il merlo, c'è il pinguino, c'è l'aquila, ma perché noi dobbiamo mischiarci con altre razze, punto di domanda? E qua che non capisco, basta, perdo il cervello, è così belle le razze, è così bello tenere le proprie razze, è bellissimo. Capite come uno si riduce poi ascoltando lo spettacolo, la rassegna non stramba perché c'è già il copyright di Sammy Varin. Carta straccia non è male. Pronto? Buongiorno Sammy, buongiorno dal Veneto. A proposito di rassegna stanca, è meglio non seguire più fuori dal covo, perché altrimenti ti torni a immischiare in quel covo. Comunque, a proposito di Tesla, ecco,
fai fare questo ragionamento a chi ci ascolta. Se la Tesla è associata al nazifascismo, ebbene, se io posseggo un oggetto che esalta il nazifascismo, come dice il Frattoianni, la Tesla, come faccio poi a dire adesso la vendo? Cioè, se io vendo oggetti che esaltano il nazifascismo, vuol dire che sono complice di quel nazifascismo, vuol dire che io esalto e lo incoraggio affinché altri lo perseguono. Quindi, caro Frattoianni, fatti una bella doccia, non fredda, ma gelata alle tue sinapsi, alle tue cervella, perché tu stai incoraggiando, vendendo la vostra Tesla, stai incoraggiando, come dicono le tue stesse parole, a esaltare la razza nazifascista. Grazie caro. 0292947222, proprio carta straccia. In quell'album di Radius c'era anche celebrai la 1000ª scopata con lei. Te lo ricordi? Dai, non te la ricordi. Pronto? Pronto, ciao Sammy. Ehi. Marco da Torino, mi fa piacere sentirti questi ultimi giorni che riattivi il sacro fuoco ancestrale che continua ad ardere sotto la cenere. Mi sono bruciato. Come? No, scusa, mi sono bruciato un attimo col sacro fuoco ancestrale. Ecco, perfetto, però io temo che lo stato di cenere che sovrasta questo sacro fuoco ancestrale sia un po' spesso dovuto a vari fattori. Adesso niente, tu c'è giustamente notare che fortunatamente la Lega sta un po' smarcando, ovviamente sotto la mia totale approvazione con i 5 Stelle della guerra, però attenzione, quando c'è stato il conflitto, mi spiace, ma le armi a Kiev gliele abbiamo date, noi purtroppo ricadiamo nel solito vezzo italiota, armiamoci e partite, quando si tratta di avere il culo al caldo va benissimo, quando invece siamo già non dico al fronte, ma in situazioni un po' coso, allora ci svegliamo. Comunque io e te carissimo non abbiamo nessun problema perché siamo caristi, ti ricordi il nostro motto ferro amore, ferro cuore. Tu cosa avevi, l'M47 o l'M60 o il Leopard? Sì, Leopard, io ero sul Leopard. Ma tu sei giovanissimo, no, io avevo M60 e M47. Poi concludo dicendo una battuta, se non altro con questa guerra incombente, con queste armi ci sarà Fugatti che almeno dirotterà le armi verso qualche deficiente, non sui poveri orsi. Grazie. Ciao, un abbraccio. Grazie, un abbraccione. Ultimi 30 secondi, l'ultimissima chiamata. Pronto? Carta da culo, giornali italioti letti da Sammy Varin. Sammy, sono Nando. Ieri l'ho asfaltato anch'io il caro Calenda, l'ho beccato in una TV privata, gli ho ricordato che negli anni 90-2000 Berlusconi ha fatto eleggere al Parlamento europeo il professor Malherbe dell'Agenzia Spaziale Europea e grazie a loro due gran parte dell'industria bellica italiana è stata riconvertita nel settore aerospaziale senza perdere un posto di lavoro e creandone migliaia di nuovi, perché Forza Italia e Berlusconi volevano la pace a quei tempi. Grazie, Ciao. non sparate su Calenda e neanche su Sammy Varin. Sentiamo adesso cosa ha da dire il nostro direttore Sallusti. A più tardi. Avete ascoltato la